tuoi tempi. Karma. Allora tossisco prima. Bene, buongiorno a tutti. Introdurrò brevemente la presentazione di Mai paura, un libro che non so se libro sia sufficiente per definire questa raccolta di pensieri. Ringrazio Sebastiano per averci dato la possibilità di presentare questa raccolta di pensieri, appunto. Ringrazio soprattutto la mamma di Dario per la scelta coraggiosa di aver voluto condividere con noi l'esperienza della vita di suo figlio, ma in generale dell'approccio con cui Dario ha vissuto una vita davvero entusiasmante. Non voglio impegnare troppo tempo perché ovviamente sono i nostri ospiti quelli che oggi hanno da raccontarci delle cose. Dico solo i 3 aspetti che a me personalmente hanno colpito leggendo ciò che ha scritto Dario. La prima cosa è che Dario era un ragazzo certo inquieto, racconta spesso di cambi di idea e di posizione geografica, ma era un uomo che sapeva scegliere. E questa non è una qualità banale di questi tempi. Era un uomo che sapeva fare delle scelte non scontate, non automatiche, delle scelte veramente libere, ed è un tema sul quale forse in molti dovremmo interrogarci, cioè se siamo davvero tutti così in grado di essere liberi nelle scelte che facciamo. La seconda cosa che mi ha impressionato è il senso del tempo, come linea che determina i cambiamenti di una persona. Leggendolo spesso tornavo indietro delle pagine per vedere quanti giorni prima o quanti giorni erano passati dal pensiero precedente. Questo mi ha fatto molto riflettere su come anche noi, ciascuno di noi, è persona che cambia nel tempo e che è anche bello vivere questo cambiamento come un'evoluzione. E l'ultima cosa che mi ha impressionato di Dario, per come l'ho conosciuto attraverso la lettura di ciò che ha scritto, è che è una persona che cercava sì la felicità, ma che per lui aveva sempre una dimensione collettiva. Cioè, certo cercava la sua felicità individuale, ma è attraverso gli altri, lo stare insieme, la condivisione delle emozioni, delle esperienze, che lui realizzava o pensava di realizzare questa sua felicità. E dunque sono riflessioni che, diciamo, raccontano di una ricerca individuale, ma che secondo me, ed è per questo che sono anche emozionata oggi di poter ospitare questa presentazione, sono un racconto che forse può insegnare a molti ad aprire una riflessione con se stessi, che è quello di cui è pieno questo libro e che spesso invece manca nelle nostre vite. Il titolo, che poi è lo slogan, diciamo, di cui Dario ci ha riportato la frequentazione, ma mai paura, è uno slogan meraviglioso che anche dentro questo palazzo si addice molto bene. Lascio la parola alla collega Chiara Luisetto, che ci teneva ad essere qua per l'affetto che ha con chi ha scritto questo libro e con questa storia. Grazie Chiara. Anch'io veramente pochissime parole. È credo davvero un grande regalo tenere tra le mani questo libro e queste parole che non raccontano di una persona, ma che ci permettono di ascoltare questa persona che ci parla del suo modo di intendere la vita, del suo modo di vedere le sfide e di affrontare una radicalità nella libertà, nella ricerca, nell'impazienza e nel desiderio. A me è piaciuto molto nella postfazione il fatto che si sottolineasse come lui attraversava anche paure, anche dubbi, anche tristezze, perché a leggere questo libro sembra che la spinta verso qualcosa di più grande non si fermi mai, e invece ci sono anche questi aspetti che lo riportano vicino e permettono di capire e di imparare ancora di più dalla sua esperienza. Quindi molto timidamente, perché entrando nelle parole di qualcuno ci vuole sempre, credo, grande rispetto, il mio è un grazie di cuore
cuore per aver scelto di presentare questo testo in consiglio e per averci portato un po' dell'esperienza della persona che voi amate e avete conosciuto e averla condivisa, perché credo davvero, come diceva la capogruppo, che questo libro possa essere un insegnamento, non perché sia in qualche modo altisonante, ma proprio per la semplicità, la concretezza e la quotidianità delle cose che esprime. Sembra di attraversare la vita di Dario in queste pagine, sembra di poterlo conoscere anche quando non lo si è conosciuto prima, e questo è un regalo che pochi libri sanno fare, e questo invece lo sa fare in quella rincorsa al volo, alla libertà, alla, come dire, ad una dimensione più ampia che a volte dimentichiamo spesso di cercare, presi da emergenze e dal quotidiano. L'aver la possibilità di aprire lo sguardo grazie a queste parole credo sia un regalo enorme, quindi davvero grazie. Bene, ciao a tutte e tutti. Io racconto un po' la genesi del libro, però prima grazie a Vanessa Camani, grazie a Chiara Luisetto, grazie alle persone che sono qui e a quelle che ci stanno seguendo da casa. È un libro tecnicamente selvaggio, quindi è molto bello entrare in un luogo istituzionale e vedere come le parole abbiano la fantastica suggestione e la fantastica potenza di riuscire a creare dei ponti e a portare da un certo punto di vista ciò che è urgente e selvaggio all'interno di determinate forme, ed è un'energia da questo punto di vista che è molto interessante. Le parole portano dei pesi che noi non siamo in grado di sopportare ed esistono da qualche millennio proprio per questo. Di solito quando facciamo la presentazione del libro, che è diventato uno spettacolo teatrale, partiamo sempre da una citazione di Calvino. Calvino, poco prima di morire, scrive le sue lezioni americane e nella lezione della rapidità parla del granchio, del disegno del granchio. Lezione della rapidità. Brevemente, però devo raccontarla, altrimenti la Manu mi bacchetta e dice che non la racconto bene. Il granchio, succede questo: il grande imperatore va dal super artista Chuang-Tzu, una cosa del genere, e gli chiede di disegnare il granchio più bello che sia mai stato disegnato. Chuang-Tzu dice: ok, va bene, ho bisogno di 5 anni di servitù di tutto quanto, ho bisogno di 5 anni. Passano i 5 anni, Chuang-Tzu ritorna, l'imperatore torna da Chuang-Tzu e Chuang-Tzu dice: guarda, non ce l'ho fatta, ho bisogno di altri 5 anni e servitù e tutto quanto. Passano i 5 anni, l'imperatore va dal grande artista, gli dice: e quindi? E quell'altro prende una matita e disegna in un solo istante il granchio più bello che sia mai esistito. Rapidità. E
Dico questa cosa perché quando abbiamo salutato Dario nel 2016, la Manu è venuta da me e mi ha detto: ma pensavo che dicessi qualcosa. E noi dovevamo fare festa, dovevamo bere, divertirci, essere allegri e allegre per tutto quello che è la sua vita. Però, appunto, il dovere della parola. Poi questo pensiero che bisognava dire qualcosa è passato attraverso le vite e i pensieri di tanti e tante di noi, ha cominciato a muoversi ed effettivamente ci siamo resi conto che in alcune mail che lui ci aveva mandato, raccontando la sua vita fantastica, aveva scritto che aveva tra i suoi desideri un libro e che Pesca, che è la regia, e io dovevamo dargli una mano a pubblicare questo libro. Quindi esisteva una sua volontà precisa, netta, chiara, di pubblicare un libro e di raccontare quello che stava facendo. Siamo andati dalla Manu, ne abbiamo parlato, è passato del tempo, lei aveva bisogno di essere pronta, poi sono stato lento io e nel frattempo si è creata una dialettica, come dire, nel senso che abbiamo capito che c'erano questi diari, dovevamo prenderli in mano, integrarli con le mail, costruire l'impalcatura e abbiamo cominciato a passare del tempo con questi diari. Io andavo a casa Zanon e quindi passavo del tempo e incontravo due cose. Proust scrive circa 4.000 pagine su Alla ricerca del tempo perduto e gioca molto sulle Endiadi di verità e tenerezza. Quindi io incontravo la tenerezza di Damiano, uno dei fratelli di Dario, estremamente accogliente e generoso, e la verità. Proust dice verità e tenerezza. La verità di Daniele, che con una cattiveria importante mi diceva: ma lo finiamo sto libro? Quando lo finiamo sto libro? Riusciamo a trovare un metodo, la Manu mi detta i diari, scriviamo, trascriviamo, passiamo del tempo. Poi uno dei miei ragazzi autistici entra nel mio computer, ci sta seguendo da casa e grazie a Nicola Barzon, il mio maledetto autistico, prende e c'è una chiave di affetto totale e cancella tutto. Quindi si ritorna, chiedo alla Manu di tornare da lei ogni sabato mattina a trascrivere i diari, ormai ci avevo passato del tempo e comunque è bello reimmergersi, ritornarci con ancora più sapienza e urgenza. Bene. La Manu è stata fondamentale, è fondamentale in questo libro, ne tratteggia tante scelte creative, la decisione dei 3 capitoli, acqua, roccia e aria, sono anche i 3 nomi che Dario aveva quando era acqua, il fiume Brenta, era Ciano, nel nome del padre. Quando è roccia, diventava Lallo. Sì, Rollo, diventava Rollo, e perché è così che veniva chiamato nella palestra di Roccia. E infine Aria, il volo, De Gritta. I 3 nomi. E il titolo, Ma mai paura. Perché ma mai paura? Perché non solo mai paura? Perché quello che noi vediamo all'interno del libro è una furia totale, questa persona che conduce una vita totale, definitiva, e che però trova la forza e l'energia e la costanza di scrivere, di lasciare traccia, di mettere qualcosa sui suoi diari. E quindi nel suo flusso lui parte, dice, racconta, produce, si fa un sacco di domande, di paure, di inquietudini, di dubbi, e però alla fine ma mai paura. Quindi prima c'è tutta la bellezza e il dolore di un'esistenza indomabile e poi ma mai paura. Si va avanti. È un libro d'amore, nel senso
che questa parola dobbiamo, sì, forse vale la pena avere il coraggio anche di frequentarla. Però i greci ci aiutano da questo punto di vista, perché ci ricordano che l'amore si può dire in 3 modi, e quindi noi abbiamo l'eros, la tensione vitale, fisica, e i greci dicevano che l'eros è figlio di Poros e di Penia, no? Poros e Penia, l'espediente e la mancanza, e lui continua sempre, sente di continuo che gli manca qualcosa e allo stesso tempo trova espedienti, soluzioni, possibilità per procedere. L'eros è una cosa che la attraversa, ci sono 3 donne di cui parla in modo particolare, e una siamo andati a trovarla a Bordeaux a dicembre, Aurora, il primo grande amore. E poi l'agape, questa dimensione un po' ampia rispetto al mondo, quello che diceva anche Vanessa, perché il ragazzo attraversa i continenti, ne coglie le contraddizioni, la dogana degli Stati Uniti, l'India, l'Africa, tutti i suoi viaggi, e coglieva dettagli, pensieri, il cibo scaduto, le mense della Caritas, diciamo così. Attraversava il mondo, lo guardava, lo accoglieva. E poi ovviamente qui abbiamo la manifestazione di un'altra grande forma dell'amore, che è l'amicizia. L'amicizia come straordinaria e potente consolazione che tutto lega e che in un certo senso lo accompagna in tutti i suoi movimenti, no? Gli amici di Lobia, gli amici che poi ha incontrato in tutto il mondo. E poi questo libro nasce, come dire, anche come risposta a una domanda scomoda, a una presa di posizione scomoda, e cioè se l'è cercata. E quando alla fine, perché poi a proposito del granchio ci arrivi proprio alla fine, quando si arriva alla fine e quando con la mano siamo arrivati alla fine, ci siamo resi conto che, ecco, ci siamo. Stiamo dando una risposta anche a questo. E noi avevamo l'aspirazione di raccontare una contraddizione, di raccontare una complessità, di raccontare, come dire, il groviglio che c'era. Non è che fosse semplicemente prendo, vado, volo. C'era tutto un mondo dietro. Però, passando ancora del tempo, in realtà ti rendi conto che è di più, che è molto di più. E che dentro quella inquietudine e disperazione c'è una grande speranza. C'è una grande spinta, c'è una forza che lo precede e che lo spinge a cercare, ad andare, e oggi ispira. E poi nella lettura, ovviamente, noi abbiamo avuto probabilmente anche una delle sensazioni più belle che ti lascia la lettura, ed è che quando leggi, quando entri con lui, quando passi del tempo con lui, nelle sue parole, nei suoi viaggi, nei suoi pensieri, non vedi soltanto ovviamente la straordinaria e meravigliosa avventura che il mondo può regalare, ma senti che stai facendo un viaggio dentro te stesso, dentro te stessa, e ti resta quella sensazione dolce, se vogliamo, ma anche molto molto salata, di completezza. Quando lo leggi senti che ti completa e stai espandendo, come dire, la tua possibilità di sentire e di vivere. Adesso andiamo via veloci, entriamo dentro, come dire, una serie di video, di pensieri e di letture. Sono un po' cotto, Gianni, adesso tocca la lettura di Valentina, giusto? Partiamo subito con lei. E però, ecco, godiamoci Dario, perché Dario è bellissimo. Grazie. Novembre 2004, Londra. Ho condiviso il letto con Aurora, noi due, insieme, per necessità sullo stesso talamo. Non è successo nulla, ma è successo tutto.
la mia testa appoggiata sulla sua, lei sul mio braccio, l'essenziale che dura per ore e ore, quasi in apnea. Poi con il respiro regolare. È stato tutto così bello. Quando mi sono svegliato l'ho guardata. Aurora, che conosco da pochi giorni, era di una bellezza diventata necessaria. Era brillante nel suo sguardo e ora sta scrivendo accanto a me. Sta succedendo quello che desideravo. Sono un maledetto, fottuto, pazzo fortunato. 12 novembre 2004, Londra. Il primo bacio con Aurora è stato veramente cool. Sono seguiti altri limoni. Alcuni sono durati ore. Devo capire cosa le piace. Capita che mi dica perfect, wonderful. Forse non sto sbagliando troppo. Sono uno sfigato, mi sento goffo, ma lei mi capisce. Mi insegna ad accarezzare, piano, sfiorando. Dio quanto è potente la delicatezza. Sono cotto al punto che scelgo spesso di morire di freddo per farle compagnia nelle sue tappe londinesi. Mi capita di guardarla, di incantarmi. Faccio fatica a non analizzarla. Ma a cosa pensi, Aurora? A cosa pensi? Magari, se anticipo i suoi pensieri, non la perdo subito. Fra qualche giorno verrà a trovarmi l'amico Pesca. Sono sicuro si renderà conto che qui è una figata e per qualche giorno si crucerà, rimuginando sulla merda della normalità. Io vado avanti. Questo è già il mese più bello della mia vita. Ok, si prepara Federica e nel frattempo dico una cosa, quando facciamo la rappresentazione teatrale c'è sempre uno sketch molto divertente dopo la lettura di Acqua, perché Dario Zanfardin, un grande amico di Dario, racconta alcuni episodi, perché poi questa è anche la cosa bella del libro, nel senso che si moltiplicano i significati, le storie nelle narrazioni, e quindi racconta di quando lui è riuscito a farsi scartare alla visita militare, mettendo in atto una grande pratica di digiuno spinta. Alla fine è riuscito ad essere sufficientemente magro e Dario chiude il racconto raccontando di questa immagine di lui che si tira fuori un pacchetto di cracker. Adesso su questo c'è un po' di discussione se fossero effettivamente cracker o qualcos'altro, e se lo mangia e dice ciaone, ecco. Adesso questa è Acqua, no? Siamo persone legate in maniera totale e importante al fiume Brenta, però appunto Rollo è stato anche uno straordinario scalatore e qui c'è la sua Disney World. Vai. E così passai tutto il giorno a provare un sasso di 5 metri, arrivando al punto di ribaltamento ogni volta e cadendo ogni volta, spalando la neve dall'atterraggio, pulendo ogni singolo appoggio, quasi implorando: lasciami passare. Che frustrazione. Eppure la felicità che tanto cerchiamo era lì con me. Ne ero finalmente padrone e suddito e tutto era perfetto. La felicità del Dario. Un pomeriggio sotto un sasso, un sacco di magnesio gigante e 10 movimenti odiati e bestemmiati per ore intere, tra tanta pelle persa, tanta neve e tanto amore. Io la chiamo perfezione, voi chiamatela quello che volete. La lotta si concluse con i polpastrelli sanguinanti, ma vivevo un momento quasi religioso, ero nella mia natura. Cosa volete che fosse un po' di sangue? Il domani arrampicammo in libera e scarpe da ginnastica. Passammo tutta una giornata sulla terrazza a cucinarci inebetiti sotto il sole, fra delirio e realtà. Non eravamo neanche più persone e neanche più corpi. Eravamo arte, eravamo diventati un quadro di Monet, immersi in un paesaggio insuperabile, con i sensi inebriati di tanta potenza, al mio apice. Penso siano giorni come questi a dare valore a un'esistenza intera, o almeno lo danno a una vita come la mia. Ci siamo, o forse mi sono ritrovato qui senza un perché e sono stato rapito da questa semplicità anomala e piena di forza, un assaggio di felicità che porta con sé la perdizione eterna.
Sì, perché poi si è dannati. Si vogliono rivivere le stesse sensazioni, si vuole di più, ancora, tutto. E intanto gran parte del mondo preferisce starsene ben comodo. Sarà pure felice. Ecco, tra poco, allora questo si chiude così, come dire, la seconda parte, quella di Roccia, e ci sono sentite le descrizioni, l'abbandono, c'è un grande desiderio di tutto, c'è un grande desiderio di totalità, e poi le domande ovviamente che ti fai per capire quanto la tua vicenda individuale si possa inserire all'interno di un percorso più universale, capire quanto, come dire, la percezione che sta attorno incida sulla tua libertà e sulla tua vita. Bene, adesso entriamo nella parte più divertente. Children behave, that's what they say when we're together, and watch how you play. They don't understand, and so we're running just as fast as we can, holding on to one another's hand, trying to get away into the night, and then you put your arms around me and we go round again. Qualcosa di carino c'è. Vai che andiamo nella grotta. Andiamo nel grottone? Sì, tieni giù la testa. Vai, ti tengo io. Vado in retromarcia perché... Oh, allora? Wow. Ci sei? Wow! 25 maggio 2016, Chamonix. Ho smesso di chiedermi se sono felice. Ora lo chiedo alle persone a cui voglio bene. Capita che stiamo parlando e clamorosamente ascolto. Poi d'un tratto mi fermo e la piazzo. La domanda definitiva. Ma tu sei felice? Anzi no,
A volte lo dico in dialetto, per smussare, per lasciarmi andare alla fatalità della cultura della gente del mio paese. Non mi va di appesantire di troppo significato la conversazione, però non rinuncio a chiedere: sito felice? Amiche e amici spesso restano sospesi, non rispondono, a volte sorridono, a volte diventano malinconici. Ma perché? Di cosa vuoi che parliamo? Ok, Sebastián Álvarez declara que después de 14 backflip ligeramente chueco. Entonces yo, Sebastián Álvarez, declaro el próximo salto va a ser divino. El próximo salto va a ser divine. 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 Perfecto. Divino. Gently. Sino que, Me la sudo. si no se retira. Vale. Sebastián declare double backflip. Is he ready? No! No. Is he gonna do it? Yes! Okay, do you want to say something? No. Perfect. Giugno 2016, Chamonix. Sto facendo in parte la vita che ho scelto e in parte quella che mi è capitata. Un mix assortito di volontà e culo, slanci e occasioni. Credo però che sia più la vita che ho scelto di quella che mi è capitata addosso. E ora che ho scritto questa fantastica sentenza, che cazzo sarà di me? Avrò o non avrò la prima notte di quiete? Penso a Joanna, alla mia famiglia, agli amici, ai miei voli. I volti scorrono come se stessero sotto di me, mentre plano veloce, tutto elettricità emozionata. Penso al mio egoismo e a tutto il bene che voglio e che spero per gli altri e che auguro. Intanto la velocità aumenta e con lei la paura, ma la felicità resta come quella lucertola che non afferri mai. La coda si stacca ancora. Non ce la posso proprio fare e per quanto acceleri il movimento, quella coda si stacca e la felicità si sposta in avanti. E io resto a chiedermi perché sia sempre così questa felicità. Impossibile da possedere e possibile solo da rincorrere e rincorrere ancora finché ho fiato e anche se fa male, tanto male, ma mai paura. Poi con l'audio. These silent days so hard to bear. Oh no, not me. I have a great day. Let's have fun, Oh my God! She fell beneath the wheel.
Hemingway ha detto che uno scrittore non è niente di speciale. Tutto quello che fa è mettersi alla macchina da scrivere e sanguinare. Dario a modo suo l'ha fatto, lasciandoci i suoi pensieri più intimi, le sue domande più scomode. E la fatica nello scrivere ci ha permesso di scoprire la sua personale conquista della felicità. Un punto di vista insolito, ma non inattuabile. Non potevamo perdere questo dono prezioso. E così siamo partiti dai suoi diari. Dal 2004, 12 anni di progetti e obiettivi, a volte raggiunti, a volte no, ma sempre affrontati con caparbietà e determinazione. Il progetto del libro è stato impegnativo, a volte doloroso, a volte liberatorio, ma sempre affrontato con la convinzione che fosse la cosa giusta. E il libro è arrivato, e averlo in mano è come vivere con le sue emozioni, perché il libro è Dario, un ragazzo con niente più degli altri, se non quell'urgenza di scoprire e sperimentare la vita che sentiva il dovere di rendere meravigliosa, senza accontentarsi mai, non avendone mai abbastanza. Dario non è un santo, non è un eroe, ma piuttosto un'anima che si è presa l'onore e l'onere di analizzare i suoi desideri, i suoi bisogni e le sue aspettative, scavando continuamente nei suoi cosa voglio e cosa posso fare per sentirmi felice. Cosa non facile o semplice, perché il suo bisogno di libertà limitava il legame con i suoi affetti e lo tormentava, continuamente diviso fra andare o restare. La sua storia familiare lo avrebbe voluto a casa, con il ruolo di figlio e fratello maggiore, magari laureato. Ma la sua felicità era più importante del dovere verso gli altri. E questa è stata la sua molla e la sua battaglia costante. Lo si può chiamare egoismo, io lo chiamo coraggio. In un continuo tormento che elaborava scrivendo, attraversandolo. E questa è la vita di Dario, che si è interrotta, lasciandoci l'assenza, che tutti noi abbiamo macerato per 8 anni. Lo abbiamo custodito e protetto, da frasi di circostanza e da giudizi inutili. E intanto lui è fermentato, esplodendo in un libro, che è la nostra soddisfazione. Con gli amici e amiche teniamo vivo il suo ricordo, portandolo in giro, facendolo conoscere a chi ne ha voglia, a chi è incuriosito dalle sue esperienze. Perché Dario è un'assenza che rimbomba in questo gruppo di giovani, che non vogliono arrendersi al conformismo e all'abitudine, che ci stupiscono e ci rendono orgogliosi, sgomitando e aggredendo la vita, come è giusto che sia. Che ci infondono speranza nel futuro, insegnandoci a non lasciarci vivere, perché la vita non è come vogliamo, ma come deve essere. Dobbiamo solo costruirci intorno. Questi nostri figli, che sono capaci di scelte coraggiose, che credono nella bellezza del bene, da noi genitori hanno bisogno del sostegno, dalle istituzioni chiedono la speranza e l'aiuto per alimentarla e poter realizzare i propri sogni, continuando a credere nel futuro. E questo è un po' il senso di Ma Mai Paura: l'amicizia, l'amore, la felicità e la speranza, e non mollare mai, perché ne vale sempre la pena. E anche da un'esperienza partita male possiamo portare a casa un successo insperato, coltivando la tenacia e la speranza. E intanto Dario continua a viaggiare, passa di mano in mano, vola nel cuore e nella mente, si intrufola nell'anima e ci dice che si può fare. Sempre si può fare quello che vogliamo, come lo vogliamo. L'importante è crederci. Perché un cardellino non è niente,
solo paura e piume, ma nascosto tra i rami riesce a far cantare un albero. E per noi Dario è così, pur non vedendolo, continua a cantare e a farci cantare. Più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato con un colpo di becco ben aggiustato, forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese. Bene, ci siamo. Siamo perfettamente nei tempi. Vuoi dire qualcosa? Stavolta no, incredibilmente. Vabbè, ecco, e basta, insomma, abbiamo anche finito 5 minuti prima, e quindi insomma la diretta, siamo nei tempi e ci siamo. Ecco, la cosa da dire è questa, è chiaro che poi scatta un moltiplicatore di significato. La gazzella in copertina è stata disegnata dal Giampi, che salutiamo, è un artista del gruppo, che poi ha realizzato anche le grafiche col coordinamento di Daniele, sì, di questa e questa. E c'è quindi tutto un gruppo che poi ha messo in moto la propria creatività. Pesca, appunto, che ha curato la regia, c'è tutta una riflessione sempre appassionata sui video. Non abbiamo messo, perché pensavamo di stare nei tempi, quello che ci ha raccontato Sebastian Alvarez, che è insomma un personaggio, e però racconta alcuni dettagli di Dario fantastici. Dario che parte, va a Chamonix, dorme nella Smart, se lo ritrova tutto rannicchiato lì, un generoso. Sul tema, se volete, anche dei social e dintorni, ci sono delle riflessioni nel libro, però come dire ben lontano dal disturbo narcisistico di massa, e più invece propenso a capire ma non è che adesso sto diventando semplicemente, e infatti lui preferiva riprendere, era il più bravo al mondo nel riprendere, nel essere quasi a servizio di un qualcosa, più che essere lui che veniva ripreso e faceva un po' il fenomeno. C'era sempre questa dimensione poi dell'allegria che avete visto e che si sprigiona di continuo. Ecco, queste sono un po' le cose. Diciamo che poi la creatività, che è partita, come dire, dal libro, dalla copertina, poi innesca altri significati. Lo spettacolo teatrale dura circa 1 ora e un quarto, alterna ulteriori immagini, foto, perché c'è tutta questa bellezza, come dire, da raccontare, da sviluppare, da narrare e capire poi come ci possa appunto portare dentro altre suggestioni, altri pensieri e un'altra spinta di ispirazione. Un grande regalo che fa una compagnia di ragazze e di ragazzi che si vuole bene e che probabilmente in questa esperienza sta trovando ulteriori contenuti, snodi e profondità. Bene, grazie a tutte.